Buonasera e benvenuti al nostro quarto appuntamento di preghiera nel mese di maggio in collegamento da Musano. Iniziamo con il canto. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Siamo giunti all'ultimo appuntamento del Santo Rosario in diretta streaming, che viene trasmesso da Piazza Pertini, presso il monumento ai caduti a Musano. Il nome della piazza, che si ricollega ad uno dei presidenti della nostra Repubblica, Sandro Pertini, ed il monumento che raccoglie il dramma delle famiglie spezzate a causa della guerra, ci aiutano ad allargare lo sguardo alla storia del nostro Paese e a pregare per l'Italia, in questo tempo di emergenza sanitaria e progressiva ripresa delle attività lavorative e sociali. Siamo consapevoli di quanto il tempo attuale stia segnando la nostra vita da vari punti di vista: sanitario, sociale, economico, psicologico e spirituale. Preghiamo per il nostro Paese, per gli amministratori, per il lavoro, per il personale sanitario, gli educatori e gli operatori a contatto con le categorie più fragili, per gli anziani e gli ammalati, per le persone con disabilità. Preghiamo per i bambini, i ragazzi e i giovani, e per la scuola. Preghiamo per chi si sta mettendo in gioco a disposizione del prossimo in questo tempo di emergenza. Ci affidiamo all'intercessione della Vergine Maria e con lei invochiamo il dono dello Spirito Santo in questa settimana in cui la Chiesa
si prepara a celebrare la grande solennità di Pentecoste, domenica 31 maggio. Ci accompagneranno nella preghiera alcune icone bibliche che ci parlano della presenza dello Spirito Santo nella creazione del mondo e della sua forza di rinascita nelle persone. Queste saranno meditate e trasformate in preghiera da persone rappresentative dei diversi ambiti della società civile. Saremo inoltre invitati a fare nostra l'antica preghiera allo Spirito Santo, chiamata sequenza, perché accompagni i nostri passi di cristiani, cittadini del mondo, fratelli di ogni uomo e di ogni donna. Invochiamo lo Spirito. Vieni, Santo Spirito. Dal libro della Genesi. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Stiamo vivendo una situazione inedita, dove tutto sembra vacillare, che ha portato molta insicurezza economica, precarietà nel lavoro fino a perderlo. Il futuro appare incerto, ma abbiamo voglia di ripartire. Nello stesso tempo, il lockdown ci ha fatto respirare un'aria più sana. La natura ha riconquistato il suo spazio, ci ha fatto intuire un ritmo di vita più umano. Signore, illumina le menti di coloro che hanno responsabilità di governo, economiche e produttive, perché nelle loro scelte sappiano coniugare un'economia più solidale con uno stile di vita che abbia cura del creato che ci è stato affidato. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo lo Spirito. Vieni, Spirito Consolatore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Questo tempo di lontananza dai nostri alunni ci ha fatto capire quanto la scuola sia un luogo importante per i bambini e le loro famiglie. La possibile ripartenza ci presenta scenari nuovi e complessi nel rapporto con i bambini, nella didattica e nel coinvolgimento delle famiglie. Signore, sostieni gli insegnanti nelle difficili scelte che saranno chiamati a compiere in questo tempo. Aiutali a collaborare con i genitori affinché i bambini e i ragazzi siano sostenuti e rassicurati nel loro cammino di crescita. Vieni, Santo Spirito, Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come Noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo lo Spirito. Vieni, Spirito di luce. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse:
sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Noi studenti e ragazzi di tutte le età, durante questo periodo complesso, ci siamo messi in gioco, continuando a studiare e aiutando la comunità, con la nostra creatività e la voglia di superare questo momento difficile. Signore, ti preghiamo affinché noi ragazzi possiamo ritornare a divertirci e a studiare a scuola, circondati dai nostri amici più cari. Concedici di crescere in desideri audaci, capaci di essere il cambiamento di cui il nostro Paese necessita. Vieni, Spirito Santo, luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo lo Spirito. Vieni, Spirito sanante. Dal libro del profeta Ezechiele. Essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. La pandemia ha cambiato le nostre relazioni in farmacia. L'iniziale disorientamento e poi la paura e l'insicurezza ci ha costretti a calibrare il nostro servizio, avvertendo una maggiore necessità di essere di sostegno alle persone. Signore, noi ti preghiamo per tutti gli operatori sanitari, per chi è stato in prima linea ed ha anche pagato di persona. Continua a coltivare in noi l'attenzione per la persona e le sue necessità. Accompagna chi deve operare scelte che rendano il sistema sanitario sempre più rispondente al bene complessivo della comunità. Vieni, Santo Spirito, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo lo Spirito. Vieni, Spirito della vita. Dagli Atti degli Apostoli. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Come protezione civile siamo stati chiamati a svolgere diversi servizi, dalle spese a domicilio al mantenimento dell'ordine pubblico nel rispetto delle nuove regole dettate dall'emergenza. Le difficoltà che abbiamo riscontrato nel poter svolgere bene il nostro servizio sono però sempre state ripagate dal sorriso delle persone incontrate e dal sostegno della gente. Grati al Signore per tutto questo, lo preghiamo perché continui ad accompagnare la nostra missione e perché essa sia sempre animata dall'amore per il prossimo. Vieni, Santo Spirito, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vita, dolcezza, speranza nostra.
Rivolgo un saluto ai fedeli delle parrocchie della nostra collaborazione pastorale, i fedeli di Falzè, di Signoressa, di Trevignano e di Musano. Si uniscono al mio saluto Don Silvio e le cooperatrici Susanna ed Elena. Vorrei ringraziare fin da subito quanti ci hanno seguito in questo itinerario di preghiera, compiuto in zone significative delle nostre comunità parrocchiali. Ci avete seguito attraverso il canale YouTube della collaborazione pastorale e anche attraverso il canale di Veneto Globe. Un ringraziamento a quanti ci hanno permesso di realizzare questo evento, ai volontari della nostra parrocchia per aver allestito questo luogo di preghiera, collocando la bella statua di Maria della chiesa di Musano e con l'allestimento delle piante e dei fiori. Un grazie a quanti hanno preparato e proposto i testi della preghiera e grazie agli animatori del canto, Elisa e Matteo alla voce, Giorgia al flauto traverso, Chiara e Bertilla alla chitarra. Ringraziamo di cuore l'amministrazione comunale che ci offre questo spazio e ci ospita e un grazie di cuore alla Protezione Civile che gestisce il servizio di sicurezza. Infine un ringraziamento a Paolo e Fortunato della Forma Communication per la ripresa e la trasmissione. Abbiamo pregato insieme per l'Italia, cercando di interpretare le varie situazioni che la nostra società civile sta vivendo, quella dei lavoratori, degli operatori sanitari, dei bambini e ragazzi e del mondo della scuola, di quanti operano nei servizi a favore della fragilità o in generale della collettività. I testi biblici e le invocazioni che ci hanno accompagnato mostravano la forza dello Spirito Santo. Egli è all'opera fin dalla creazione. Ci mostra il volto di amore appassionato di Dio per l'uomo. Dio sogna l'uomo come amico, gli ha affidato l'intera creazione chiamandolo ad averne cura. Quando l'uomo si perde, Dio, che è Padre, non rinuncia a sostenerlo, a credere ancora in Lui, a farlo rivivere. I testi che abbiamo meditato ci hanno parlato dello Spirito Santo come del dono che Gesù invia ai discepoli e che continua in noi la meravigliosa opera di bene di Gesù. Noi riceviamo davvero tanto e ovunque sono presenti tracce del suo operare e dove c'è amore per il prossimo, lì Dio sta agendo. Tracce del suo operare e dove c'è amore per il prossimo, lì Dio sta agendo. Come non tener conto di quanto Dio opera? È meraviglioso per l'originalità di ogni suo luogo, dai mari ai monti, per la varietà dei suoi frutti, per la sua cucina, per la bellezza della sua storia e delle sue opere artistiche, il suo patrimonio di ingegno e di lavoro, le tante persone meravigliose che ogni giorno si dedicano alla giustizia e al servizio del prossimo, per i santi e gli eroi dell'amore. Pregare significa riscoprire questa bellezza, la bellezza della nostra casa comune, come ama dire Papa Francesco. Significa rivolgerci grati a chi sta all'origine di tutto quello che abbiamo, che è Dio, Padre e Creatore. Pregare significa riscoprirci uniti, tornare ad aver cura delle relazioni e delle relazioni sociali, tornare ad aprirci agli altri, vincendo la paura che ci fa chiudere in noi stessi e ci fa scontrosi e disillusi. Siamo fragili, ma allo stesso tempo abitati da una ricchezza interiore, da un soffio vitale, da una missione che non ha confini. Molti di noi in questo tempo di lockdown hanno potuto pensare di più, hanno rallentato i propri ritmi di vita, si sono fermati un po'
rispetto alle corse di tutti i giorni, e anche questo è stato utile. Ora che viviamo l'incertezza del lento riavvio delle attività, chiediamo di non perdere la fiducia e di approfondire la concordia. Per noi i santi, i tanti testimoni di Gesù, che sono come delle pietre scolpite dallo Spirito, che hanno dato tanto amore alla società in cui vissero. Li invochiamo assieme a Maria, la madre dei discepoli, che nel cenacolo con loro sostenne l'attesa della Pentecoste. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, Dio, Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, Abbi pietà di noi. Spirito Santo, Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi. creature invisibili del cielo, Pregate per noi. ministri e messaggeri della gloria, Pregate per noi. segno della speranza, Prega per noi. Raffaele, grande angelo delle guarigioni di Dio, Prega per noi. Abramo, nostro padre nella fede, Prega per noi. Sara, feconda nel sorriso, Prega per noi. padri e madri di Israele, portatori della promessa, Pregate per noi. Stefano, primo martire cristiano, Prega per noi. Lorenzo, diacono perfetto nel martirio, Prega per noi. voi tutti martiri che avete vinto il mondo, Pregate per noi. Francesco e Caterina, patroni d'Italia, Pregate per noi. Giovanni Bosco, padre e amico dei giovani, Prega per noi. Lorenzo Milani, educatore audace, Prega per noi. Giuseppe Moscati, medico dei poveri, Prega per noi. Maria Bertilla Boscardin, instancabile consolatrice degli infermi, Prega per noi. Giuseppe Toniolo, economista illuminato, Prega per noi. Giuseppe Copertino, patrono degli studenti, Prega per noi. Ignazio di Loyola, maestro del santo discernimento, Prega per noi. Teresina, chiamata a essere amore nella Chiesa, Prega per noi. Oscar Romero, pastore forte nella fede evangelica, Prega per noi. Giovanni Paolo II, difensore della verità, Prega per noi. Madri sante che avete generato figli per il Signore, Pregate per noi. Padri santi che avete conservato la fede fino alla fine, Pregate per noi. piccoli e poveri che avete sperato solo nel Signore, Pregate per noi. voi tutti i santi delle chiese, Pregate per noi. voi tutti i giusti della terra, Pregate per noi. sii pieno di misericordia, Perdonaci, o Signore. sii pieno di misericordia, Esaudiscici, o Signore. da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, Liberaci, Signore. dall'orgoglio, dall'ipocrisia, dallo spirito di divisione, Liberaci, Signore. dalle tentazioni di dominio, dallo spirito di possesso, dall'incapacità di perdonare, Liberaci, Signore. per il mistero della tua santa incarnazione, Liberaci, Signore. per il mistero della tua morte e risurrezione, Liberaci, Signore. per quanti sono chiamati a difficili compiti di governo, Ascolta, ti preghiamo. perché ti degni di concedere la pace e la concordia,
Ascolta, ti preghiamo. Perché ti degni di guardare con amore a questa nostra comunità e al nostro Paese. Ascolta, ti preghiamo. Perché ti degni di mantenerci nella fede, nella speranza e nell'amore. Ascolta, ti preghiamo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. Ora ci rivolgiamo a Maria con le parole di Papa Francesco e insieme preghiamo per l'Italia, per il nostro Paese, perché apra il cuore alla solidarietà, ai piccoli, ai fragili, ai lontani. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo di Dio, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai, perché come a Cana di Galilea possano tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre dell'amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori, per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E ora l'orazione e la benedizione al termine di questo momento di preghiera. Signore Gesù, tu in ogni situazione ci annunci e testimoni che Dio è Padre. Manda il tuo spirito di amore, perché uniti possiamo contribuire a debellare il contagio che attenta alla vita e semina paura, morte e precarietà. Interceda Maria, tua e nostra Madre. Sotto la sua materna e solerte protezione deponiamo con fiducia i nostri cuori smarriti, le nostre famiglie, le nostre città e il mondo intero. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Silenzio
Salve